Cordiale saluto gentili amici e amiche alla Visione all'Ascolto, ben ritrovati per quanto riguarda questa pagina informativa del mattino. Un'anziana è stata trovata senza vita nel tardo pomeriggio di ieri nella sua abitazione a Meduno, dove c'era anche il marito. L'uomo aveva numerose ferite sul corpo ed è stato portato in gravi condizioni all'ospedale di Pordenone. A scoprire il cadavere e l'uomo ferito sono stati i carabinieri che ora stanno indagando per comprendere la dinamica. Intanto gli investigatori hanno escluso il coinvolgimento di terze persone. La vittima aveva 82 anni, la stessa dell'uomo. Secondo una ricostruzione più dettagliata fatta dai militari dell'Arma, l'anziana potrebbe essere morta per una caduta accidentale. Il marito a sua volta, vedendo la moglie in quelle condizioni, è stato colto da malore e perso conoscenza e probabilmente nella conseguente caduta si è ferito e non è riuscito a chiamare i soccorsi. Si tratterebbe quindi di una doppia fatalità e non, come si era ipotizzato tra le varie piste seguite dagli investigatori, di un omicidio e tentato suicidio. La morte dell'anziana risalirebbe ad almeno 12-18 ore prima del ritrovamento del cadavere. Indagini della polizia di Trieste sono in corso dopo che un ragazzo di 19 anni di origini tunisine è stato coltellato in strada nel capoluogo giuliano, il culmine di una lite con una o più persone, forse connazionali. Il giovane ha riportato ferite da arma da taglio all'addome e alla mano ed è stato ricoverato all'ospedale di Catinara. Non è in pericolo di vita ed è sempre rimasto cosciente. La lite ha avuto origine nel pomeriggio di ieri nel semicentrale Piazza Garibaldi, mentre il ragazzo è stato soccorso dal personale sanitario in una delle vie adiacenti. Gli investigatori sono al lavoro per risalire agli autori e le cause del diverbio. La dinamica, appena possibile, verrà accertata anche attraverso la testimonianza della vittima. Sotto osservazione le telecamere di videosorveglianza della zona che potrebbero aver immortalato tutti i dettagli della scena. Ed ora cambiamo argomento, parliamo sull'uso delle risorse della ricerca in questo servizio con le dichiarazioni dell'assessore regionale Riccardi. Assessore Riccardi, seconda giornata oggi al grande evento internazionale dedicato alle scienze della vita. Nel suo intervento lei ha parlato di bassa natalità, calo demografico, ma anche dell'importanza di investire sul capitale umano per quanto riguarda le risorse sanitarie. Sono tutti temi dell'agenda di questo tempo. In realtà oltre a queste cose ne ho detta un'altra che io considero la più importante, perché immaginare di avere tante risorse a disposizione, immagino risorse quando vedo talenti, competenze, capacità di soluzioni nuove, innovative, poi dovremmo soffermarci sulla capacità di poterle utilizzare, cioè di consentire al sistema professionale e soprattutto al cittadino di avere dimestichezza nel poterlo utilizzare. Questo è un alleato straordinario, non è un alleato soltanto per lo sviluppo, per l'impresa che può crescere, per i giovani talenti che si possono esprimere, ma sono delle inevitabili opportunità che noi dobbiamo cogliere per consentire alle persone di rimuovere quelli che sono oggi, secondo me, i principali limiti alla risposta ai bisogni di salute. Questo nel tema dell'appropriatezza, nel tema della prossimità, davanti a tutte queste sfide che sono davanti a noi. Questo significa che il sistema professionale deve avere la forza di utilizzare e soprattutto ci vuole un grande processo di alfabetizzazione nei confronti della popolazione. A queste cose di cui si discute oggi, senza queste altre rischieremo ad avere grandi potenzialità ma non poterle utilizzare.